Protestano oggi i cittadini di Maddalusa davanti il comune per via della mancata erogazione dell'acqua da una decina di giorni. Il cartello sociale di Agrigento interviene sulla crisi idrica in provincia. I carabinieri fermano un autobottista per la distribuzione di acqua non potabile a Favara e sequestrano il pozzo da cui la prelevava. Maxi operazione antidroga dei carabinieri a Licata, eseguite 6 misure cautelari. Morto il cronometrista coinvolto in un incidente nel corso di una gara nell'autodromo di Racalmuto qualche settimana fa. Controlli in provincia dei carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro, elevate numerose sanzioni per lavoratori in nero e in osservanza delle norme sulla sicurezza. Manifestazione sulla legalità e sull'antiracket a Campobello di Licata, promossa dal primo cittadino Terrana, presente le autorità provinciali e i rappresentanti delle associazioni siciliane. La Commissione Nazionale Antimafia indica gli impresentabili alle prossime elezioni amministrative in Sicilia. C'è anche un candidato a sindaco di Agrigento. Al via domani al Museo Pietro Griffo alla 3 giorni dedicata al convegno di medicina su radiologia interventistica dell'apparato urogenitale. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi 20 maggio mercoledì. La mancanza di acqua continua a essere primario per la nostra città. Stamani protesta dei cittadini di Maddalusa davanti il comune, evidenziando il problema del mancato rifornimento di acqua da parte degli autobottisti. Le interviste di Davide Sardo. Come si vive, come si va avanti senza acqua a casa? Non si può ovviamente vivere senza acqua a casa, proprio per una questione di igiene, perché l'acqua è un bene primario per tutti e nessuno può vietare ad una persona di non usufruire di un bene primario, perché noi abitiamo lì da una vita. Adesso perché è successo tutto questo marasma non lo spiegano. Il procuratore De Leo, come cavolo si chiama, ha detto che agli abusivi non tocca, però agli abusivi tocca pagare l'IMU, ci tocca pagare la spazzatura, ci tocca pagare anche l'aria che respiriamo, però non abbiamo diritto all'acqua. Niente, praticamente questa situazione è diventata insostenibile. Io, nonostante avere il contratto con l'AICA, con il numero di codice, ho telefonato, ho fatto la richiesta, ancora acqua non ce n'è, non ne portano. Praticamente ho saputo che l'AICA ha solamente poche bonze disponibili, quindi il portare l'acqua è per loro una cosa che secondo me è inesistente, non la porteranno mai. Quindi siamo qua riuniti in questa sede per parlare direttamente col sindaco, perché si passano la palla da un ente all'altro. Ora l'unica soluzione per risolvere il problema ci deve aiutare il sindaco, si mette a disposizione, vede quello che deve fare e lui ci rifornirà, non lo so, quello che vuole fare fa, l'importante è che noi abbiamo l'acqua. Senza acqua è impossibile vivere. Non si può stare, io vado con i bidoni a Bonamorone a riempirmi i bidoni di acqua, 2 bidoni, 3 bidoni ogni notte, perché io lavoro nella ristorazione, finisco a mezzanotte mi tocca salire da Agrigento, riempire i bidoni con l'acqua, scendere a casa, scaricare l'acqua. Come si vive senza acqua? Non si può vivere senza acqua, perché i problemi sono tanti. C'è bisogno delle pulizie, di farci una doccia, campare da esseri umani, perché nemmeno gli animali si trattano così. Il sindaco l'ho chiamato fino a poco fa, mi ha detto ora vengo, invece è scappato. Questo è il sindaco di Agrigento. Però per pagare la spazzatura, pagare l'IMU, pagare la luce, pagare il telefono, siamo in regola. Ora per l'acqua tutto ad un tratto siamo diventati abusivi. Per me, io non capisco dove vogliono arrivare. Da quanti giorni non riceve acqua a casa? Da giorno 9. Noi eravamo forniti tranquillamente dagli autobottisti, telefonavamo, venivano, scaricavano e pagavano. Gli autobottisti hanno fatto sempre il suo lavoro, in piena regola. Ora non so per quale motivo sta succedendo tutto questo, siamo tutti senza acqua, la zona di Maddalusa siamo tutti senza acqua, stiamo trasportando acqua con i bidoni,
rischio che se ti fermano ti sequestrano la macchina perché non puoi trasportare l'acqua. Ora, non lo so come si dovrebbe vivere. Se uno non è padrone nemmeno di andare a riempire 2 bidoni d'acqua a Bonamorone, ditemi come si deve fare. O che il signor sindaco finalmente, tra parentesi, finalmente ora se ne va. Perché ora, in questo minuto, l'ho chiamato signor sindaco, dobbiamo parlare con lei, per l'acqua ora vengo, invece è scappato. Ora non capisco con chi ci dobbiamo rivolgere. Non si vive bene. Io, guardi, sto arrivando fra 2 giorni all'asciutto completamente. Mi dico, loro ci devono dire qualcosa, perché guardi, noi avevamo le autobottisti che ci fornivano di acqua, non intendo fornite di condotta. Come dobbiamo fare? Come dobbiamo fare? Dite voi un po'. Noi siamo qua pacificamente, vogliamo il nostro diritto che è l'acqua. Non vogliamo altro. Tutto questo. Allora, che succede e quale problema evidenziare? Allora, il problema è che tutto un altro, noi siamo abusivi, lo sappiamo, abbiamo ereditato queste case, queste cose, ci troviamo in questa situazione. Io in particolare mi trovo in una situazione di avere un bambino prematuro, dove all'ospedale al momento delle dimissioni mi hanno detto che deve esserci il massimo igiene, il massimo tutto. Come faccio a garantire a un bambino di 7 mesi l'igiene quando ci viene a mancare il bene primario? Ok, metterci a regola, tutto i ticket, ma se ci sono problemi enormi per rifornire i ristoranti, che è in regola, noi quando dobbiamo stare? Noi chiediamo una proroga, come abbiamo fatto in questi 50 anni con gli autobottisti, trovare un tavolo tecnico, residenti di che le zone non servite, che poi le zone non servite, attenzione, non è solo Maddalusa, perché la cosa è più grande, c'è Villaggio Arte del Villaggio Mosè, c'è Via Cavalleri Magazzini, ce ne sono diverse attività, un tavolo tecnico per evitare di scoppiare un caso sanitario. Noi vogliamo un accordo di un anno, nel frattempo siamo abusivi, come vado a mettere a regola non lo so, se siamo abusivi noi dicete Ivano vado a mettere a regola, perché i documenti non li abbiamo. Chiediamo che venga sbloccato l'acqua, sia per chi ha fatto la richiesta, chi è in attesa di fare l'iter burocratico, anche perché non è semplice. Chiediamo di avere l'acqua, solo questo. Da quanti giorni non ricevete acqua? Dal 9 di maggio si sono bloccati gli autobottisti e non c'è nessun modo di avere l'acqua. Anche andando a prendere i famosi ticket, ci sono tempi d'attesa lunghissimi. Come si fa? Parliamo di un bene primario, siamo abusivi, lo sappiamo. Picchinato tenuto a dritta tutto questo tempo. Come si vive senza acqua? Malissimo, malissimo, anche perché se basta andare alla fontana principale che abbiamo noi, Bonamorone, è piena. E poi uno quando va qua può trasportare con un mezzo, cioè è una vita che non si augura a nessuno. Qua io spero che molti agrigentini vengano, al di là se abitano a Maddaluse o no, è un interesse di tutti, dobbiamo avere l'acqua, è un diritto. Basta. E sulla crisi idrica ad Agrigento in provincia interviene il cartello sociale, affermando legalità, dignità e responsabilità condivise, apprezzamento per il procuratore della Repubblica Di Leo per il contributo alla comunità ecclesiale di Canicattì. Il cartello sociale della provincia di Agrigento interviene oggi nuovamente sulla grave emergenza idrica che continua a colpire il territorio provinciale, esprimendo piena condivisione sia per il richiamo alla legalità che alla tutela della salute pubblica espresso dal procuratore della Repubblica di Agrigento Giovanni Di Leo, sia per il contributo di riflessione e responsabilità sociale offerta dalla comunità ecclesiale di Canicattì. Le parole del procuratore Di Leo, si legge nella nota del cartello sociale di Agrigento, rappresentano un importante rispetto delle regole, alla tutela, alla salute pubblica e alla necessità di contrastare fenomeni di abusivismo, approvvigionamento incontrollato dell'acqua che rischiano di mettere in pericolo l'intera collettività. Allo stesso tempo il cartello sociale di Agrigento ritiene particolarmente significativo il contributo della comunità ecclesiale di Canicattì, che ha richiamato l'attenzione sulla necessità di coniugare legalità, solidarietà e tutela delle fasce più fragili della popolazione.
Condividiamo pienamente, prosegue il documento del cartello sociale, l'idea che la legalità debba sempre accompagnarsi alla tutela della dignità umana. In una fase così delicata occorre evitare che le famiglie, anziani, le persone fragili, i cittadini in difficoltà restino privi di un bene essenziale come l'acqua. Per questo il cartello sociale di Agrigento ribadisce la necessità che sotto la vigilanza dell'AICA e dei sindaci vengano individuati strumenti straordinari e temporanei capaci di garantire l'approvvigionamento idrico nelle situazioni di reale necessità, prevedendo percorsi di regolarizzazione entro tempi certi e nel pieno rispetto delle norme. Il cartello sociale sottolinea che il tema della legalità non può essere affrontato in maniera unilaterale. La crisi che vivono cittadini e imprese, continua nella nota, non dipende dalla siccità, ma anche da una rete idrica ormai gravemente compromessa, caratterizzata da dispersioni enormi, continue rotture e turnazioni insostenibili. Per questo la legalità deve essere bilaterale. Accanto ai doveri dei cittadini devono esserci anche i doveri del gestore pubblico e delle istituzioni. Per il cartello sociale non è più tollerabile, infatti, assistere a enormi sprechi d'acqua lungo le strade, mentre le abitazioni e le attività economiche restano senza acqua per diversi giorni. La prima forma di danno pubblico è proprio la dispersione di un bene vitale causata dall'inefficienza strutturale. Nel documento il cartello sociale chiede un piano straordinario di manutenzione e riparazione delle perdite con cronoprogrammi pubblici e verificabili, maggiore trasparenza sui disservizi e sugli interventi programmati, un patto di corresponsabilità tra i cittadini, l'AICA e le istituzioni, fondato sui diritti e doveri reciproci. Il cartello sociale richiama inoltre l'attenzione su un'ulteriore criticità presente in alcune aree della provincia, in territori ancora privi della rete fognaria pubblica. Evidenzia la nota, continuano a essere richiesti contratti o tariffe riferiti a servizi inesistenti. È una situazione che le comunità locali percepiscono come profondamente ingiusta e che merita un immediato approfondimento istituzionale. Le comunità agrigentine, conclude il comunicato del cartello sociale, chiedono pertanto legalità, ma anche efficienza, giustizia e rispetto della dignità delle persone. Solo attraverso responsabilità condivise, investimenti concreti e collaborazione istituzionale sarà infatti possibile affrontare un'emergenza che non può essere gestita esclusivamente in termini emergenziali. E sempre in tema di acqua, a Favara distributiva l'acqua non idonea al consumo umano denunciato dai carabinieri, sequestrati sia il pozzo che l'autobotte e il servizio. È stato sorpreso mentre abusivamente distribuiva l'acqua mediante un'autobotte presso un'abitazione privata. L'operazione portata avanti dai militari della tenenza di Favara, che hanno denunciato in stato di libertà un favarese ritenuto responsabile di diverse violazioni in materia igienico-sanitaria, tra cui la mancata registrazione quale operatore del settore alimentare e l'inosservanza delle norme sulla sicurezza e sulla tracciabilità degli alimenti. Tutto quanto mentre proseguono i controlli dei carabinieri del comando provinciale di Agrigento a tutela della salute pubblica, con particolare attenzione alla distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano, un settore particolarmente sensibile e direttamente connesso alla sicurezza dei cittadini. Nell'ultima attività svolta a Favara, i militari nei successivi accertamenti hanno consentito di ricostruire l'origine della fornitura idrica. L'acqua infatti proveniva da un pozzo privato situato in un terreno di proprietà dell'uomo, risultato privo delle necessarie autorizzazioni, dei previsti controlli sanitari sulla relativa potabilità. Nel corso dell'intervento i carabinieri hanno proceduto al sequestro del pozzo, dell'autobotte utilizzata per il trasporto dell'acqua. Le analisi eseguite successivamente sui campioni prelevati hanno inoltre evidenziato la presenza di contaminazione batterica di origine fecale, rendendo così l'acqua non idonea al consumo dell'uomo. E sempre per la cronaca, a Licata una maxi operazione antidroga effettuata dai carabinieri, eseguite misure cautelari nei confronti di 6 indagati. Il nostro servizio.
I carabinieri del comando provinciale di Agrigento hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di 6 soggetti indagati a vario titolo in concorso per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte dei detenuti. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Agrigento sulla locale procura della Repubblica ed è stato eseguito nel territorio di Licata presso le case circondariali di Viterbo e Teramo. I destinatari della misura sono cittadini italiani, a eccezione di un soggetto di nazionalità albanese. Alcuni di essi risultavano già detenuti per altri motivi. L'attività di indagine diretta dalla Procura della Repubblica di Agrigento e condotta congiuntamente al nucleo investigativo del Comando Provinciale e della sezione operativa della Compagnia Carabinieri di Licata si è sviluppata in un arco temporale compreso tra l'aprile 25 e febbraio 26. Questa attività trae origine dall'indagine Omnia condotta successivamente al grave incendio dello stabilimento per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti avvenuto a gennaio del 2024. Gli accertamenti e riscontri sul campo hanno permesso di raccogliere gravi elementi indiziari in ordine a un'intensa attività di spaccio di cocaina e hashish nel territorio di Licata. Il sodalizio criminoso veniva gestito e coordinato principalmente da 2 soggetti indagati, in quanto all'epoca dei fatti si trovavano ristretti presso la casa di reclusione di Roma Re Bibbia, da dove riuscivano a comunicare con l'esterno. Nel corso delle indagini sono stati complessivamente sequestrati 2 kg di cocaina sottratti al mercato irregolare e una pistola clandestina calibro 9. L'attività giudiziaria ha disposto l'applicazione di differenziate misure cautelari nei confronti di 6 indagati. Sono state eseguite inoltre varie perquisizioni nei confronti di ulteriore soggetto non colpito da provvedimento cautelare ma indagato nel medesimo procedimento penale. E oggi presso la caserma Pistone del Comando Provinciale dei Carabinieri il comandante colonnello Nicola De Tullio ha incontrato il personale che ha condotto le indagini culminate nella giornata di ieri nell'esecuzione delle 6 misure cautelari personali nell'ambito dell'operazione antidroga svolta a Licata. L'incontro è stato un momento di riconoscimento e apprezzamento per l'impegno, la professionalità e la costanza dimostrati dai militari del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Agrigento e della sezione operativa Carabinieri di Licata, protagonisti di una complessa attività investigativa che si è sviluppata, come già detto, tra l'aprile 25 e febbraio 26 sotto la direzione della Procura della Repubblica di Agrigento. Non ce l'ha fatta Massimiliano Spadafora, il cronometrista di 54 anni, originario di Palermo, investito durante il rally show all'autodromo Valle dei Templi di Racalmuto. È morto infatti al Trauma Center dell'ospedale Villa Sofia di Palermo. Durante la gara dello scorso 3 maggio l'uomo era stato travolto improvvisamente da un'auto in gara mentre stava effettuando le operazioni di rilevamento tempi lungo il tracciato. L'impatto lo aveva scaraventato per diversi metri di distanza. Il 54enne era stato trasferito prima all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento e successivamente all'ospedale Villa Sofia di Palermo, dove era stato ricoverato in condizioni gravissime con la prognosi riservata. E si è svolta ieri a Campobello di Licata, organizzata dal Primo Cittadino Terrana, una manifestazione sulla legalità, l'usura e l'antiracket, presenti le massime autorità dello Stato e i rappresentanti delle associazioni di categoria. Le interviste di Carmelo Vella. Vito Terrana, sindaco di Campobello di Licata, oggi la sua città ospita questa manifestazione. Si tratta di un ritorno anche perché già avete organizzato iniziative di questo genere. È un momento normale, l'abbiamo voluto definire Normality Day, in sinergia con l'associazione anti-racket e anti-usura SOS Impresa Rete per la Legalità. È la 4ª volta e ne sono fiero e orgoglioso che le più alte cariche dello Stato, il signor prefetto, il signor questore, il colonnello dell'Arma dei Carabinieri, il comandante provinciale della Guardia di Finanza, ma anche la compagnia di Licata, la tenenza della Guardia di Finanza, il commissario, le scuole,
vogliamo lanciare un'idea di comunità, una comunità educante che affondi sempre più le radici nella legalità. La legalità non deve essere una bandiera da sventolare all'occorrenza, ma un vessillo. Diventare, come dire, un puzzle con le forze che rappresentano lo Stato per vivere nella normalità. Sono importanti queste manifestazioni, queste iniziative? Allora, queste manifestazioni hanno una valenza duplice a mio avviso, uno rivolto agli studenti, alle giovani generazioni, dove noi lanciamo messaggi ovviamente finalizzati a comprendere cosa sia il rispetto delle regole e la legalità in genere. Poi invece un altro messaggio va rivolto alle persone un po' più adulte, io direi, quindi se oggi parliamo di fenomeni come il racket e l'usura, è chiaro che questo deve essere rivolto a delle categorie ben precise. Sotto questo profilo io voglio sottolineare che il territorio agrigentino ha necessità di una fortissima mobilitazione. L'associazionismo purtroppo non è molto presente, quelle poche associazioni che operano nel territorio dovrebbero essere un po' più incisive, svolgere un ruolo più proattivo. Questo è un territorio che sappiamo bene, il fenomeno è molto presente, marcato, lo abbiamo anche accertato a seguito delle più recenti operazioni di polizia che hanno smantellato quell'organigramma mafioso operante ad Agrigento, in modo particolare Villa Seta e Porto Empedocle, quindi dove è emerso quanto il fenomeno delle estorsioni è molto presente, così come le intimidazioni nei confronti delle imprese. Quindi a questo punto rimarco nuovamente quanto sia assolutamente fondamentale e strategico avere anche punti di riferimento sul territorio, perché se vogliamo un'economia legale è chiaro ed evidente che va stimolata la denuncia e questo deve passare necessariamente attraverso l'associazionismo. Le forze di polizia sono presenti sul territorio, sappiamo che ci sono molti canali per consentire e stimolare la denuncia. Garantiamo anche l'anonimato nei confronti di chi vuole denunciare, quindi lo Stato c'è, quindi io rivolgo l'appello di una forte mobilitazione del territorio perché nascano molte più associazioni che possono seguire il percorso degli imprenditori che subiscono questi fenomeni. Eugenio Di Francesco, Rete per la Legalità, SOS Imprese, oggi un ritorno a Campobello di Licata per questo momento che vuole essere di invito alla denuncia. Abbiamo voluto crearlo proprio qui a Campobello di Licata, non scegliendo una scuola in un posto chiuso, ma entrare nel cuore della città dove la gente, la comunità di Campobello vive le proprie tradizioni, la propria storia, proprio in questa piazza di fronte al comune. È un segnale molto forte. È una sinergia tra l'associazione antiracket e questa amministrazione comunale che ha voluto con forza questo evento. Oggi viviamo un periodo particolare e noi il compito è quello di spronare alla denuncia, alla collaborazione, ad aprire questo ponte di fiducia tra il cittadino e le forze dell'ordine, le istituzioni che oggi ci sono più che mai. Ecco, da Gela arriverà Franca Giordano, una donna coraggio. Sì, arriverà Franca Evangelista Giordano che ha ucciso il marito e ferito il figlio nell'agguato di mafia. Una storia drammatica, dolorosa, di sofferenza, però una storia di riscatto. Franca attraverso la sua vita ha permesso alla mafia di quel territorio di Gela di spegnere il proprio sorriso e il proprio coraggio. La presenza sua qui è un valore aggiunto e speriamo e crediamo tantissimo che nelle nuove generazioni, soprattutto nei ragazzi che oggi saranno qui, potranno essere orecchio, mente di una comunità che ha voglia di riscatto, di cambiamento e di rinnovamento culturale. Oggi dobbiamo partire dalla cultura alla legalità. La serata diritto ha fatto cambiare la Sicilia, come è successo per Giovanni Falcone. Gela sicuramente ha avuto uno scossone, si è aperta una grossa breccia e quello che poteva essere omertà, diciamo, come costume di omertà è venuto accantonato. Tanti poi hanno avuto, diciamo, il coraggio di denunciare invece di temere un'altra
omicidio, non ha avuto il coraggio di ribellarsi. Diciamo che è stato un boomerang, è stato un momento difficile perché nessuno era mai stato colpito direttamente, intimidito tutt'al più, ma non con l'intento di uccidere, perché con 5 colpi alla schiena si vuole uccidere. Oggi mi pare che è cambiato qualcosa, nel senso che prima c'era assoluto silenzio, omertà, oggi invece si denuncia. Oggi si denuncia, meno male, diciamo che è una presa di coscienza, un rispetto della propria dignità e anche, diciamo, l'orientamento forse dei delinquenti si è spostato su interessi più importanti. Non so quanto possano incidere ancora le richieste di pizzo sul territorio, sicuramente sono diminuite, gli interessi vanno ben oltre ormai. Qual è il suo messaggio oggi ai giovani soprattutto? Ai giovani, avere il coraggio delle proprie scelte, non dimenticare che una delle cose più importanti nel nostro vissuto è la dignità, avere la forza di confrontarsi con le forze dell'ordine, perché spesso si dice che tanto non serve a niente. Non è vero, perché lo Stato c'è, è il primo Stato ad esserci, siamo noi cittadini che se ci lamentiamo lo Stato principale deve comunque intervenire. Gli ispettori del contingente dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro in servizio ad Agrigento sono stati impegnati nelle ultime 2 settimane in un'intensa attività di vigilanza che ha interessato i settori dell'edilizia, panifici, bar, pasticceria, gelateria e commercio, sia nel capoluogo che in diversi centri della provincia. Nel settore edile è stato controllato un cantiere all'interno del quale è stato trovato un lavoratore in nero su 3 presenti e l'attività è stata sospesa. Nel settore dei panifici è stata controllata un'azienda all'interno della quale sono stati trovati 2 lavoratori in nero su 5 presenti. È stato pertanto adottato un provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale per lavoro in nero ed elevate ammende per 3.200 euro, cui si aggiunge la maxi sanzione di 7.800 euro. Nel settore bar, pasticceria, gelateria sono stati controllati 4 aziende. All'interno del primo bar è stata rilevata la presenza di un impianto di videosorveglianza illegittimamente installato. È stato pertanto adottato un provvedimento di prescrizione volto alla rimozione dello stesso e sono state elevate ammende per 3.800 euro. Versa in gravissime condizioni l'operaio quarantenne di origine albanese, ma residente da tempo in Sicilia, rimasto ferito ieri pomeriggio, intorno alle 16:15 in un grave incidente sul lavoro, avvenuto in un cantiere edile allestito per la ristrutturazione di un immobile privato, lungo la via nazionale nel centro di Rocca di Caprileone, a poche decine di metri dall'ufficio postale. Ancora al vaglio degli investigatori la modalità dell'incidente, che ha visto finire violentemente l'operaio sul marciapiede sottostante. Saranno gli accertamenti in corso a chiarire l'esatta dinamica. Subito dopo l'accaduto, i colleghi hanno prestato i primi soccorsi e lanciato l'allarme. I sanitari del 118, giunti rapidamente sul posto, hanno constatato la gravità delle condizioni dell'operaio e ne hanno disposto il trasferimento alla vicina elipista, dove è stato affidato all'elisoccorso diretto al Policlinico di Messina. L'uomo è ricoverato in prognosi riservata e i medici non hanno sciolto la prognosi. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, la polizia municipale e i militari della sezione radiomobile della compagnia carabinieri di Sant'Agata di Militello, impegnati nei rilievi andati avanti per ore. Come previsto in questi casi, la Procura di Patti ha aperto un fascicolo per accertare eventuali responsabilità. Linea alla regia per la pubblicità. La Commissione Nazionale Antimafia indica gli impresentabili per le prossime elezioni amministrative. 4 sono candidati siciliani, tra cui il candidato a sindaco di Agrigento Luigi Gentile, che replica: aspetto sereno e fiducioso il buon esito del procedimento che mi riguarderà il servizio. Sono 4 i candidati sindaci siciliani considerati impresentabili dalla Commissione parlamentare antimafia in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio.
Le verifiche sono state effettuate in 35 comuni italiani sulla base del codice di autoregolamentazione dei partiti. Complessivamente sono 28. L'elenco è stato letto in commissione dalla Presidente Chiara Colosimo. Tra i nomi indicati per la Sicilia c'è anche Luigi Gentile, candidato sindaco di Agrigento, e anche 3 candidati alla carica di sindaco a Randazzo in provincia di Catania, Alfio Pillera, Gianluca Giuseppe Anzalone e in Concetta Carla Luisa Foti. Le verifiche hanno riguardato le consultazioni amministrative in programma in 35 comuni, tra cui la nostra Agrigento, Enna, Messina, Marsala e Randazzo. Controlli anche nei comuni sciolti per infiltrazioni e condizionamenti mafiosi, tra cui Randazzo e Tropea. Su tale notizia è intervenuto immediatamente il candidato a sindaco Luigi Gentile, che afferma: leggo con stupore una sorta di lista di proscrizione diffusa dalla Presidente della Commissione Nazionale Antimafia Chiara Colosimo, dove viene indicato il mio nome tra i cosiddetti impresentabili. Fa specie che in un paese civile si continui con una brutta abitudine, direi quasi sovietica, di denigrazione personale che non considera le guarentigie costituzionali sulla presunzione di innocenza. Gentile continua dichiarando: per quello che mi riguarda, il fatto che mi viene contestato riguarda esclusivamente un'interpretazione normativa sull'approvazione dei bilanci societari risalente al 2007, di cui sono certo che verrà pronunciata sentenza di assoluzione. Già con sentenza di assoluzione in primo grado, peraltro legato alla mia attività di libero professionista nell'ambito di un collegio sindacale di una società fallita. Pertanto non mi faccio mettere la lettera scarlatta da nessuno, aspetto sereno e fiducioso il buon esito del procedimento che mi riguarda, conclude il candidato a sindaco Luigi Gentile. Una Sicilia che si avvia alle elezioni regionali, preceduta dalla vittoria del no al referendum. Ce ne parlano i colleghi di Trapani. 80 anni dallo statuto arrivano con una fase di decadenza del centrodestra regionale. Ecco, si poteva fare meglio in 80 anni, sono cose pregresse, ma un centrodestra che di unito non ha nulla. Secondo lei? La disgregazione al centrodestra penso sia evidente, così come purtroppo che dopo anni di governo i risultati sono pessimi. Serve un centrosinistra competitivo e capace davvero di rilanciare la Sicilia. Guardando soltanto gli ultimi anni dal Parlamento siciliano non è arrivata nessuna riforma di sistema sulle cose impattanti per i cittadini siciliani e certamente non per i giovani. Io ho sentito alcune interviste in occasione di queste celebrazioni dell'autonomia, anche il Presidente Schifani che parla di provvedimenti per le imprese, per i giovani, ma purtroppo questo si scontra con un dato di fatto e con una realtà che è quella di tanti movimenti di giovani siciliani che sempre più chiedono il diritto a partecipare e anche essere protagonisti del proprio tempo. La politica oggi è lontana da questi bisogni e noi abbiamo il dovere di ribaltare invece questo rapporto. La Sicilia è così grande che tanti mondi insieme, ci sono punti di eccellenza nell'industria nell'Etna Valle ma anche a Palermo, in settori che sono perfettamente in linea con le transizioni delle quali molto si parla a livello europeo, ma è tante cose, anche una rete molto fitta di nuova imprenditorialità e anche pezzi di territorio troppo distanti dai livelli dei centri di servizio, le cosiddette aree interne. Quasi la metà della popolazione siciliana vive in aree interne e c'è bisogno anche in questo campo, facciamo tesoro del PNRR, di politiche integrate a livello territoriale, a livello sovracomunale, ragionare in termini di area vasta, portare avanti questo tipo di strategie per includere in territori più vasti questi piccoli comuni con strategie integrate a livello quantomeno di unione di comuni e così via. Una Sicilia che arriva negli 80 anni, non la famiglia del Mulino Bianco, tutt'altra cosa. Purtroppo i problemi strutturali che l'autonomia avrebbe dovuto aiutarci a risolvere in 80 anni sono rimasti gli stessi. Penso al mondo dei rifiuti, al tema dei rifiuti, al tema dell'acqua, delle infrastrutture, di tutti quei divari che costringono tante persone a scegliere di vivere
al nord o peggio ancora in Europa quando vanno via per non tornare, perché è chiaro che la mobilità volontaria la dobbiamo appoggiare e sostenere. Il punto però è che la qualità di vita, oltre alle condizioni di lavoro, oggi non sono per nulla soddisfacenti. Stiamo spaziando, ecco, si potevano prevedere con il PNRR il ripristino delle vie di collegamento interne che sono un colabro da parte sua, si potevano? Questo della viabilità secondaria è un tema fondamentale, ci sono numeri diciamo, molto preoccupanti rispetto ai tempi di percorrenza sulla viabilità secondaria per raggiungere dei piccoli comuni, gli ospedali, le scuole e così via. Questo da dire di intervento si poteva fare di più e si potrebbe fare. Perché non si è fatto, cioè in fase di programmazione si è puntato solo su alcune tematiche, secondo lei che è un osservatorio particolare, perché? Perché è un tipo di intervento molto più capillare, che richiedeva una programmazione che non c'è stato, diciamo, anche dico il tempo di farlo. Il PNRR è nato molto in fretta, si sono mobilitate progetti e risorse che in qualche modo erano già programmate e quella è stata l'occasione per avviarle. Laddove c'era bisogno di più programmazione, si è proceduto con più cautela, per usare un eufemismo. Poi la politica purtroppo, qui parlo del tema della corruzione, con quello che leggiamo e abbiamo letto soprattutto in questi anni dalle cronache, non ha aiutato certamente a incoraggiare i ragazzi, i giovani a restare qui, perché se per lavorare bisogna ancora andare a bussare a qualche politico di turno o peggio a qualche mafioso, li stiamo invitando ad andarcene e così perdiamo la più grande risorsa che è il futuro. Dobbiamo dire che senza il PNRR non avremmo avuto la crescita che abbiamo avuto e il Sud non sarebbe cresciuto più del Paese. E il PNRR lascia molto anche di materiale, cioè in termini di nuove competenze maturate soprattutto nella pubblica amministrazione, quindi sono politiche oggi che devono raccogliere quel testimone. Trova posto accanto a quella del beato Don Pino Puglisi la reliquia del giudice Rosario Angelo Livatino nel santuario dei Nuovi Martiri del XX e XXI secolo, arrivata da Canicattì sino a Roma. Questa sera la reliquia del giudice Livatino, ucciso dalla mafia il 21 settembre 1990 lungo la statale che collega Canicattì ad Agrigento, verrà introdotta nella Basilica di San Bartolomeo all'Isola per essere sistemata nel santuario dei Nuovi Martiri del XX e XXI secolo, affidato alla comunità di Sant'Egidio. La reliquia è rappresentata da un pezzo con tracce di sangue di fodera interna dei pantaloni indossati dal giudice Livatino la mattina del 21 settembre del 1990, che insieme ad altri capi di abbigliamento sono stati affidati dai genitori a un familiare dopo averli ritratti dal gabinetto della polizia scientifica della questura di Agrigento, che ha compiuto quel giorno i rilievi sul luogo dell'agguato incontrato a San Benedetto, e l'indomani in concomitanza con l'esame autoptico eseguito dal professor Biagio Guardabasso nella camera mortuaria. Al momento di preghiera, che inizierà alle 20 di stasera nella Basilica di San Bartolomeo all'Isola, sarà presieduto dal cardinale Baldassare Reina, vicario generale del Santo Padre per la diocesi di Roma. Parteciperanno anche i vertici dell'Associazione Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino. Il coordinamento delle inchieste sulla mafia di Agrigento e provincia è stato assegnato al procuratore aggiunto Carlo Marsella. Lo ha fatto il procuratore capo di Palermo Maurizio De Lucia, che ha assegnato le deleghe ai nuovi procuratori aggiunti. Francesco Mazzocco seguirà le indagini sui reati contro la pubblica amministrazione, settore che finora in assenza di un aggiunto era stato coordinato dal PM Gianluca De Leo, mentre Francesco Del Bene seguirà quelli sui clan della provincia di Trapani. Caterina Malagoli si occuperà invece della criminalità diffusa. Saranno il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e il rettore dell'Università di Palermo Massimo Midiri ad aprire la 50ª edizione del raduno del gruppo regionale SIRM Sicilia, dedicato alla radiologia diagnostica e interventistica dell'apparato urogenitale. Il raduno si svolgerà da domani dalle ore 14 in poi al Museo Pietro Griffo, venerdì e sabato prossimi dalle ore 9 all'Hotel Dioscuri by Palace a San Leone. È un appuntamento che riunisce alcuni dei maggiori esperti italiani della disciplina ed è presieduto dai dottori Riccardo Mandracchia e Tommaso Bartolotta, con la presidenza onoraria del dottor Angelo Trigona. La presenza congiunta delle massime
istituzioni accademiche e sanitarie siciliane conferma il rilievo scientifico di un evento che per 3 giorni porterà al centro del dibattito le più avanzate tecniche di imaging, le nuove frontiere dell'interventistica mini-invasiva con un focus sull'apparato urogenitale. Vediamo adesso un servizio sulle rinnovabili in Sicilia, autorizzazioni e dubbi. Ce ne parlano i colleghi di Trapani. La Sicilia prova ad accelerare sulla transizione energetica e la fa puntando sulla semplificazione burocratica. Con la nuova norma sul PAUR, il provvedimento autorizzatorio unico regionale, approvato dall'Assemblea regionale siciliana, cambiano infatti le regole per le aziende che vogliono realizzare impianti da fonti rinnovabili nell'isola. L'obiettivo del governo Schifani sembrerebbe quello di ridurre i tempi delle autorizzazioni e rendere la Sicilia più attrattiva per gli investimenti del settore energetico. Secondo la Regione, le nuove procedure permetteranno alle imprese di risparmiare dai 6 ai 9 mesi prima dell'avvio della produzione, un'accelerazione che arriva in una fase decisiva per il raggiungimento degli obiettivi europei sulle energie pulite. La norma introdurrebbe un iter più snello e concentrerebbe le autorizzazioni in un unico procedimento amministrativo. In pratica, per avviare gli impianti, basterà l'autorizzazione unica regionale, con un solo interlocutore istituzionale, invece di numerosi passaggi burocratici che fino ad oggi dovevano seguire i progetti. Sempre per il governo regionale si tratta di una svolta necessaria. L'assessore al turismo e ambiente Giussi Savarino parla di un intervento che punta a rendere più competitivo il sistema isola, senza rinunciare alle tutele ambientali. Una linea condivisa anche dall'assessore all'energia Francesco Colaianni, che sottolinea come l'isola abbia già superato, almeno sulla carta, i target assegnati dall'Europa. Alla Regione infatti è stato chiesto di raggiungere entro il 2030 circa 10,5 gigawatt di capacità installata da fonti rinnovabili. Oggi gli impianti già operativi producono circa 3 gigawatt, mentre oltre 10,7 risultano già autorizzati. A questi si aggiungono altri 30 gigawatt di progetti ancora in fase istruttoria. Numeri che sembrerebbero far vedere che il comparto è vivo e di conseguenza l'isola potrebbe diventare centrale nelle strategie energetiche nazionali. Ma proprio questa corsa alle rinnovabili continua ad alimentare polemiche e divisioni. Le critiche arrivano soprattutto dal fronte ambientalista e dai comitati territoriali, che temono un'espansione incontrollata di impianti fotovoltaici ed eolici in aree agricole e zone considerate di pregio paesaggistico. Il timore è che la semplificazione delle procedure possa tradursi in controlli meno incisivi e una trasformazione irreversibile del territorio. In molte aree della Sicilia il dibattito è già acceso da mesi. Da una parte le aziende e chi vede nelle rinnovabili una grande occasione economica, dall'altra cittadini e amministratori locali che denunciano il rischio di un'industrializzazione del paesaggio. Sotto osservazione ci sono soprattutto i grandi campi fotovoltaici previsti in zone rurali e nuovi parchi eolici, spesso contestati dalle comunità locali. Alcuni sindaci chiedono regole più rigide sulle aree idonee e maggiore coinvolgimento dei territori nelle decisioni. Anche le opposizioni all'ARS criticano il provvedimento, sostenendo che la Regione stia accelerando sugli iter autorizzativi, senza aver ancora definito una pianificazione chiara e condivisa. Secondo chi è contro questa norma, il rischio è favorire esclusivamente i grandi gruppi energetici, senza garantire reali benefici ai cittadini siciliani, né sul fronte occupazionale né su quello del costo dell'energia. Dal canto suo, il governo regionale respinge però le accuse e rivendica la necessità di ridurre i ritardi burocratici che negli ultimi anni hanno frenato investimenti e sviluppo. Questa è l'idea del governo. In generale, la partita resta aperta e tocca uno dei temi più delicati per il futuro dell'isola: trovare un equilibrio tra la spinta verso l'energia pulita e la tutela del territorio. Una sfida che la Sicilia dovrà affrontare nei prossimi anni, mentre la domanda di energie rinnovabili continua a crescere e il Mediterraneo si conferma uno degli scenari strategici della transizione energetica europea. E questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere sul canale 268 del digitale terrestre
in tutta Italia, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 e replica la mattina alle 9. I nostri servizi si possono altresì visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.